Ciao, io sono una ripresa sconclusionata. No, devo farti vedere che all'interno dell'armadio, che adesso è tutto smontato, ho fissato con delle viti, questo è il mio vecchio pannellino che avevo su scrosso, così è bello attaccato al muro e non si sposta, e qui è tutto sotto la canalina, no? Quindi perfetto. E per quanto riguarda la parte superiore, ci ho rivestito con la mia fascetta, no? Quella là avvolgente, i cavi della nuova luce LED, e li ho attaccati, guarda, a testa in giù con quei picci di plastica, e poi ho messo la solita fascetta anche nei cavi del motorino Halde. Tieni conto, qui l'acqua è bollente, non è acqua, è il liquido, il glicole, no? Il liquido dei termi, che è abbastanza bollente, e così gli dà ulteriore protezione, oltre a essere ovviamente molto più bella. Sì, adesso metto a posto. No, perché niente, dopo una giornata di lavoro al computer mi rilasso così, no? Ah, guarda cosa è arrivato oggi, guarda che bello. Allora, la spelafili della beta, l'altra gli ho fatto il reso perché su 4 fili 2 li spellava e 2 no, questa va alla perfezione. Il cavo bellissimo, anche se un po' troppo lungo per la GoPro, questo è USB 3 dati, quello suo non funzionava, allora piuttosto di fare il reso ho detto ma sì, ne compriamo un altro. E sbabam, queste sono le ventole del frigo, sono della Corsair, è una marca che fa memoria RAM ma anche sistemi di dissipazione per computer di un certo livello. Sono 12x12, mi sembrano anche in alluminio, non mi sembra plastica, mi sembra roba molto seria. Comunque 12 cm x 12, guarda che fighe, non hanno le luci a LED, non so perché hanno 4 connettori. Cioè, boh, andremo a capire il perché. E queste arrivano a 2400 giri al minuto. Boia. Ovviamente vidimabili dai 200 ai 2400 giri al minuto. Ti ricordi, avevamo già predisposto il pannellino, no, della CBE per il frigo, e le ventole sono già installate, basta solo togliere le originali e mettere quelle enormi e potentissime. Ah, è vero. Qua il caro Marco, no, quello del caldaie, Marco dei caldaie, no, guarda cosa mi ha regalato. È marchiato anche Campello Marco, no? Te leggi qua la pubblicità, è il numero 1. Allora, questo qua dovrebbe essere una specie di antifurto, tra virgolette, per non perdere le chiavi eccetera, però secondo me, mi sembra di capire, va via Bluetooth, quindi ti funzionerà entro un tot di metri, dopodiché non ti funzionerà più. Comunque lo proveremo senz'altro. Vedo che è disponibile nell'App Store e nel Google Play, sarebbe lo store per Android. No, utilissimo per le chiavi, perché sto pensando in altre circostanze tu ti allontani comunque da tutto e da tutti in ogni caso, no? Quindi non avrebbe senso. Mentre per le chiavi no, chiavi e telefonino secondo me ce li hai sempre dietro, no? Quindi magari il telefonino suona, vedremo cos'è sta trappola. Ah sì, poi mi è arrivato anche il tester, che l'ho provato, funziona alla grande, perché quello vecchio che avevo è probabilmente difettoso anche quello, tutta la roba difettosa su Amazon. Mi aveva mandato in allarme l'impianto di Pulmin, porca miseria. Comunque guarda, questo qua funziona e è bello, occhio anche, attento, dov'è? Hold, aspetta, tac, guarda che bello, vedi? Retroilluminato, cazzo figata sto qua. Ah, beh, il fatto che io sia un po' un maniaco dell'ordine, tieni conto, è anche una specie, no di hobby, ma di, non so, passatempo, rilassamento, ognuno ha le sue. Alessia va a raccogliere le vongole, io a mettere in ordine la mia roba, selezionarla, buttar via, far brigare, mi piace. Qui ho fatto la scatolina della roba elettrica, con tutti i cavi, i nastri isolanti, stagno, eccetera. Qua, guarda che bello, sta piccola scatolina. Guardi, ho messo i fusibili, la chiave dell'antifurto, i copriviti, quelli per le tende che ho già sistemato, che c'era qualche tenda, diciamo, gli mancava i ganzetti, ho già fatto, le varie vitine, passacavi, un po' di robetta di minuteria, no? Ovviamente poi gli attrezzi sono tutti qui. Vuoi vedere la mia cassetta? Lo so che volevi vedere la mia cassetta, lo so, ti sei curioso. Allora, guarda qua, abbiamo le punte, le fascette metalliche, quelle per i tubi, di solito per i tubi dell'acqua non si sa mai. Tac, qua altre tra virgolette agganci per punte e trapano, nel senso che io ho il cacciavite, quello che gli cambi le punte, eccole qua tutte quante, e quindi posso riutilizzarlo in quel modo. Bellissima sta cassetta, guarda, si apre così e si chiude proprio appoggiandola, è una figata. Allora qua i miei cacciaviti, eccolo qua,
Questo è il cacciavite che di solito uso, è quello con la frizione e gli puoi cambiare le punte. Non mi pare di aver la punta calamitata, non mi ricordo se l'ho presa sulla punta calamitata. Boh. Questo qui è per le mini punte, quelle sai da precisione da orologi, che sono là, non le abbiamo viste, qua altri cacciavitini. E dopo qua sotto, beh sì, la maschera che non si sa mai per quando vernicio, do l'antirombo eccetera eccetera, un po' di Bostik. Tutte quelle viti là nel caso che mi sono portato dietro tutta sta roba sono lunghette, non lo so perché di viti ne ho anche di là, sai. Non so se ho fatto bene a portarmi via ste viti, secondo me ho fatto una cacchiata. Tanto le leviamo, tolgo un peso. E dopo vabbè, nastri, le brugolette, taglierino, il metro e delle chiavi, non tutte ovviamente per una questione di peso, ma comunque le misure che si usano di più, insomma, ecco. E poi beh, questa non mi ricordo se te l'ho fatta vedere, che l'ho fatta anche incastrare là, che ci sta perfetta, guarda, non si muove neanche in corsa, e mettendola così inspiegabilmente non si aprono mai i cassettini, mentre nel baule, nell'armadio di là si aprivano. Comunque vabbè, vedi. Cosa abbiamo qua? I picci per la GoPro, adesso è buio, vedi male, attacchi e robe per la macchina fotografica, la tracolla per la macchina fotografica, dispositivo della banca, gli adattatori SIM, pendrive eccetera. Questo cos'è? Un adattatore HDMI e un adattatore USB per smartphone, un atomizzatore della cicla elettronica. Qua non c'è niente, le picce e la GoPro, attacchi GoPro, un po' di tutto. Comunque guarda, i zappini per i capelli, quelli delle chiusure delle credenze, il coso della Dimo, è vero, devo trovare fuori la Dimo, calamite di tutti i tipi, questi PC diciamo in alluminio, i portachiavi che mi sono avanzati, insomma cavi, cavetti, un po' di tutto. E dopo sotto vedi ho tutti i tipi di batterie e il caricatore. Perché, aspetta, spengo la luce, non è che voglio vivere con poca roba, non voglio vivere con la roba inutile, quindi tutto quello che mi serve o che comunque molto facilmente in futuro mi servirà, mi potrà servire, quello ce l'ho a disposizione. Ci sono cose che dico ma mi servirà, non mi servirà, come no quando facevo la cernita, no, per andare dalla casa al camper, e quelle lì ovviamente non me le porto dietro, sia per una questione di pesi che per una questione di ordine mentale e per una questione di spazio.